Venerdì 27 aprile 2012 alle ore 18 nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, la Biblioteca ABM Dino Buzzati presenta la tesi di laurea di Germana Boito, Memoria e identità collettiva, che si sofferma in particolare sulle trasformazioni subite dalla provincia in relazione al fenomeno migratorio. Si parlerà della storia bellunese degli anni del dopoguerra, quando il territorio subiva l'abbandono delle proprie genti, al momento dell'esaurirsi del fenomeno migratorio, passando per le modifiche strutturali della sua composizione, la stabilizzazione delle comunità all'estero e l'arrivo di nuovi flussi migratori. Comprenderemo il valore della figura sociale del migrante al fine di celebrare la memoria come patrimonio storico comune e unico, mezzo per proiettare la popolazione verso il futuro, riconoscendo la propria specificità e ricchezza culturale. Umiltà, dignità, capacità di sopportazione delle condizioni avverse, unità e solidarietà sono i valori che hanno sempre contraddistinto i bellunesi in patria e nel mondo, facendo riconoscere come un autentico privilegio la propria bellunesità. Un fondamentale sentimento di appartenenza ad una storia comune e ad un'unica comunità al di fuori di ogni confine territoriale, quale opportunità per valorizzare il patrimonio storico-culturale bellunese, non solo in patria ma nel mondo intero. L'appuntamento quindi per venerdì 27 aprile 2012 alle ore 18 presso la sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Germana Boito presenta Memorie e identità collettiva.